per questa seconda partita. Allora, la gara è suddivisa in 4 partenze diverse, con orari diversi per defluire più possibile e avere meno gente possibile nel percorso. La prima partenza è partita alle 9 con la categoria esordienti, la seconda è partita alle 10:30 con le categorie allievi, poi saranno donne open, juniors e alcune categorie master a mezzogiorno, per finire all'ultima alle 14:30 col clou della categoria, quindi open e le categorie amatoriali più blasonate. Si sviluppa sulle colline qua dietro la villa di Maser. Peccato per la pioggia che ha fatto in questi giorni, che ci ha dovuto far tagliare un pezzo di percorso molto tecnico, dove secondo me si divertivano un sacco, però di necessità dobbiamo far virtù. Ringrazio il signor Vittorio che ci ha dato la concessione di poter correre nel suo territorio e il sole c'è, quindi andiamo avanti. Sicuramente una gioia per questa ripartenza con questa gara del Mountain Bike Club Gaerne, e diamo veramente un segnale di ripartenza in questa fase che il Covid fortunatamente ci sta abbandonando, quindi anche il sole ci aiuta e quindi è una giornata sicuramente stupenda. Sì, non è stato un periodo facile dal punto di vista meteo per i nostri prodotti tipici, però ricordo che oggi comincia l'evento diffuso organizzato dalla Proloco di Maser legato al mondo della ciliegia. Anche quest'anno appunto evento diffuso, quindi niente capannone piuttosto che stand gastronomico, ma i nostri produttori vi aspetteranno nelle loro casade per ricevervi e vendervi i loro prodotti tipici. Non è stato un periodo facile, ma ho visto anche stamattina per le strade tutti i nostri produttori organizzati per questo magnifico evento.